Aspetta! È girato! Aspetta! Perché vi giuro... lo dà! Non la stavo vedendo! Voi pensate che io faccio i video contro la Juve? Non la stavo vedendo! Il telefono on fire! Il braccio largo aumenta il volume del corpo! È involontario, ma... Allora che ma fa? Che volimmo fa? Vogliamo decidere un modo che tu dici quello è sempre così? Perché se Quadrato la prende con la mano moscia, se De Vrij la prende con la mano moscia. Ronaldo spiazzato da Donnarumma. Fallo non fischiato su Ibra. C'era pure un fallo non fischiato su Ibra, io che ne so, io non l'ho vista. Comunque ragazzi, voi dovete mettervi d'accordo, perché io i video non li volevo fare, solo che qua succedono cose e quindi voi mi mettete d'accordo col regolamento e lo fate rispettare a tutte le squadre, tutte le domeniche, a tutte le partite. Allora uno non parla, non si lamenta, perché poi noi siamo chiagnazzari, noi ci lamentiamo, non ci danno i rigori, siete come si dice, provinciali e chiagnazzari, le vittime volete dare gli alibi. E tra l'altro a noi conviene che vince la Juve. Non l'ho vista proprio, quindi non sto manco tifando, ma in teoria, conviene che vince la Juve. Mi ricorda il mio amico Petito che se andassimo in finale, casomai andassimo in finale, la Juve comunque vince lo scudetto, comunque va in Europa, comunque, quindi andremo noi in Europa League per direttissima. Potito, smart Potito. Ecco qua come si lascia cadere. Oh, non l'ha fischiato! Non l'ha fischiato. Lasciate un like se anche voi avete la convinzione che se non ci fosse stato quel rigore, quel fallo su Quadrato era fallo. Lasciate un like se avete questa convinzione qua. Ma tu pensi male, tu vai a pensare male, sei mal pensante. Voi dimostrateci una volta che è il contrario. Era troppo vicino al... Perché il calciatore è in caduta e allo stesso modo salta e poi lascia andare le braccia in modo naturale. Allo stesso modo, colpo di testa di Chancellor e Cherry va giù con le braccia. Vediamo l'immagine, è girato, non può avere nessuna percezione del pallone. Rizzoli disse, in quel caso a Battista l'arbitro e il VAR Pairetto assegnarono calcio di rigore. Rizzoli in fase di commento con capitani e allenatore disse che quello in Cagliari Brescia non doveva essere... Aspetta, quindi ieri era rigore se questo oggi è rigore. Beh. Quindi riepilogando la situazione qua, io come faccio a commentare questa storia? Non lo so. Allora, doverosa premessa, pare ci fosse, perché poi l'ho visto dopo, un rigore su Quadrato da parte di Rebic, che nel movimento, però è un movimento che lui fa per impostare la corsa, visto che il pallone li scavalca e lo prende in faccia. Un rigore che si può dare tranquillamente, come non si può dare perché il movimento è congruo. Ma a me non interessa, perché ripeto un'altra volta, noi non è che dobbiamo giustificare il rigore perché ce n'era un altro, allora è giusto che vi lamentate a fare. Prima di tutto non ci interessa, perché noi non ci... è azzurro il basso, non è rosso-nero. Non ci interessa perché così. Ma non è che ce n'era un altro non dato, allora dai un altro, perché fai il doppio errore dell'arbitro. Non è così che si ragiona. Deve esserci una regola e deve essere applicata ogni volta. Allora il precedente c'è, senza nemmeno voler usare i nostri esempi vicini che ci ricordiamo. Quando è stato? Ieri De Vrij, oppure Quadrato contro la Juve, proprio sempre queste mani morte involontarie in un certo modo, però non si danno perché il dorso della mano è girato di spalle, il movimento è congruo e tutta una serie di frasi e di chiacchiere. Questo rigore qua, il precedente è quello di Cagliari Brescia, fu dato col VAR, dice la Rai. Rizzoli disse che non si doveva dare. Allora tu oggi, stasera, stanotte, domani, Rizzoli deve fare conferenza stampa e deve dire l'arbitro ha sbagliato, perché io avevo detto che questi rigori qua non andavano dati. Poi si può discutere, si può dire però doveva dare quello là così, ma ci sono rigori non dati ogni giornata. Gli episodi discutibili sono ad ogni giornata, ma questo qua non è discutibile, perché ci sono i precedenti e
e c'è la dichiarazione di Rizzoli, che è il capo degli arbitri, che ti ha detto come ti devi comportare. E qua il fulcro. Non è l'episodio in se stesso, è la decisione presa in un momento chiave dove la Juve sta per morire. Questo è il classico momento della stagione della Juve. Non ha importanza chi è l'allenatore, qual è la squadra. La Juve muore di questi tempi, e poi peggio, perché poi si devono preparare alla Champions. Il momento chiave, l'episodio dubbio discutibile, deve andare a favore loro. È così. Tant'è vero che, non lo so, mi stanno arrivando tanti di quei messaggi, io non so proprio, io non dico più niente. A voi juventini che volete rispondere, io ho smesso, non so se avete notato, di rispondere quando diventate arroganti, negate l'evidenza. Io non posso perdere il tempo mio. Cioè, c'è l'evidenza dei fatti, dei video, e voi dite ma non è vero. A quel punto io non posso rispondere, perché sarebbe folle da parte mia mettermi a discutere dell'evidenza con voi. Quindi se voi volete continuare a commentare, per me va benissimo, figurati, è il bene del canale, ma non credo risponderò a tutti. Quelli che invece argomentano, che hanno delle cose da dire serie, non rosicate, probabilmente rispondo, ma agli altri abbiate bontà. Non vi cancello nemmeno più, cambiato pure idea. A volte cancellavo gli insulti, le cose, no, vi lascio. Fate numero. Questa è l'importanza di avere gli juventini in giro per la rete, che fanno comunque numero, quindi va bene così. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Questo è un video extra, non pensavo di doverlo fare, invece l'ho dovuto fare. Divertitevi.